con il presidente delle Arcieri Torres Sassari, Bruno De Rudas. È la 20ª edizione, è un appuntamento importante per questo trofeo Lago di Baras. Naturalmente arcieri che arrivano da tutta la Sardegna, dalla Corsica, anche qualche rappresentante dalla penisola. Sinceramente un complimenti, un in bocca al lupo, perché avete fatto come al solito un'organizzazione speciale. Ma diciamo come sempre, ci mettiamo in discussione per poter fare qualcosa al Lago di Baras. Il Lago di Baras comprende tutta questa bella pineta che è fantastica per organizzare queste gare ante le field. Giustamente, per dare un qualcosa in più, noi invitiamo anche degli ospiti che la nazionale giovanile italiana, e nonostante vengono anche dalla Lombardia, vengono da tutte le parti, da tutta la Sardegna. È una bella gara. Noi ci mettiamo su per fare qualcosa di buono per il tiro con l'arco in Sardegna. Un fiore all'occhiello questa manifestazione, che però fa da corollario e soprattutto da antipasto a qualcosa che è in itinere, che state già costruendo con la vostra organizzazione. Noi sempre siamo entrati in questo circuito europeo e organizziamo al GeoVillage per 4 anni, dove è un'organizzazione col CIP internazionale per disabili, in cui tirano a 70 metri, 50 metri. È un impegno grande e fa piacere questo, perché quest'anno abbiamo circa 30 nazioni anche dall'Australia, e questo è un impegno grosso, perché lavorare col CIP ti porta in un altro mondo, in un mondo vero, reale, delle persone che vogliono fare veramente sport di passione, ecco. Con il coach della nazionale giovanile Giorgio Botto, qui in questa isola di Sardegna che dà tanto al tiro con l'arco, poi in uno scenario particolare come quello che stiamo godendo in questa giornata, che è il Lago di Baras. Sì, siamo tornati qui, in realtà abbiamo portato già la nazionale, io ho accompagnato nazionali mondiali, gli europei e anche in occasione dei campioni italiani. È sempre un bel posto, lo ritrovo in una stagione leggermente diversa, più fiorita e sempre bello. Parlando di nazionale, giovani talenti che sicuramente lei sta seguendo anche durante questa edizione la 20ª peraltro del torneo di Sassari, Città di Sassari, Lago di Baras. Di che salute gode l'arceria italiana, specie in riferimento ai più giovani? Qui abbiamo solo un piccolo gruppo di talenti, chiamiamolo pure così, che si dedicano a questa specialità. Abbiamo prodotto qui quelli che sono già molto forti nel settore targa, li abbiamo voluti togliere per questo weekend dal targa per provare a far loro questa campagna e niente, siamo qui a provare la loro abilità, metterli alla prova e soprattutto stimolarli a impegnarsi e a recuperare là dove eventualmente ci sono delle lacune proprio in vista del mondiale. Paolo Podiga, è il 20° anno di questo trofeo Città di Sassari, Lago di Baras, un connubio importantissimo. Come al solito si è riuscito a muovere insieme alle Arcieri Torres Sassari tanti arcieri, arrivano dalla penisola, arrivano dalla Corsica, ma soprattutto anche questa partecipazione della nazionale giovanile italiana con alcuni elementi dà il là a quello che deve essere realmente la crescita di questo movimento, che già di per sé è vincente. Sì, diciamo 20 anni, nata per gioco 20 anni fa, per portare via la gara da Lanusei, dove nelle ultime edizioni ci aveva sempre creato problemi le avversità del tempo, la portammo qui in questo bellissimo posto. Da qua è nata la
diciamo, la leggenda di un posto stupendo che effettivamente accoglie persone e ha accolto persone da tutto il mondo. Questa edizione è partecipatissima, 95 arcieri, oltre alla Corsica, tante società che vengono dal continente per fare anche una settimana di turismo, e questo è importante, che si lega molto allo sport e turismo fuori stagione. E la partecipazione della nazionale giovanile, considerato che io mi occupo di attività giovanile in federazione, non è altro che insomma portare i ragazzi in uno scenario bellissimo dove si può fare effettivamente questa tipologia di manifestazione. Il tiro di campagna è in uno scenario che effettivamente è molto suggestivo e tecnicamente valido. Destagionalizzazione, questa è la parola d'ordine che poi sarà il leitmotiv di quel grandissimo evento che avete già messo in cantiere per giugno, quando arriveranno davvero arcieri da tutto il mondo, ma si parla di un'altra storia, si parla di Paralimpico. Sì, anche quella è stata una bella scommessa dove in 2 anni abbiamo raddoppiato le presenze, 25 nazioni, gente che arriva dal Giappone, dalla Corea, dal Brasile, dal Kazakistan, dall'Azerbaijan. Credo che sia un bellissimo biglietto da visita. Il prossimo anno saranno nuovamente qui nel mese di aprile, a seguire nel 2020 gare di qualifica per le Paralimpiadi sempre a Olbia nel mese di aprile. Questo significa che si può fare veramente della stagionalità fuori dai classici mesi, turismo sportivo coinvolgendo tantissime persone e tantissime nazioni, e questo credo che sia un grande biglietto da visita, questa manifestazione per la Sardegna e per Olbia.